Sono state la mamma di Stefano Angonese, il ragazzino travolto e ucciso da un'auto lo scorso 7 settembre, e la sindaca di Lusiana Conco a scoprire la targa di intitolazione della palestra comunale della scuola di Conco al tredicenne dal sorriso contagioso. È una cosa molto importante che ci fossero oggi, oltre a molti cittadini, ma anche proprio tanti ragazzi, proprio a testimoniare questa vicinanza e questo desiderio di portarlo nel cuore, oltre che nella memoria, perché lì rimarrà sempre Stefano. Una cerimonia che ha voluto significare la vicinanza della comunità intera, dell'istituto scolastico e degli amici alla famiglia di questo giovane scomparso troppo presto, che ha lasciato un grande vuoto. Ed è così che proprio oggi, a 2 mesi esatti dalla tragedia, oltre all'intitolazione della palestra, luogo di incontro tra giovani e di crescita, si è voluta piantare una magnolia nel cortile della scuola con tutti gli amici del piccolo Stefano e il papà. Abbiamo voluto mettere un essere vivente in questa scuola che rimarrà qua per sempre, perché il ricordo di Stefano, dei tanti doni che ha lasciato in prima istanza ai suoi compagni di classe, ma anche a tutti i ragazzi di questa scuola, sono davvero tantissimi. E allora questa pianta e la targa che la ricorderà, che la intitolerà Stefano, saranno un segno che rimarrà per sempre, e l'impegno a portare avanti questi doni, questi talenti che Stefano ha vissuto in prima persona, ma che ha anche dato come esempio a tanti suoi compagni. Per ricordare Stefano, il fratello ha annunciato un'importante iniziativa rivolta proprio agli amici del tredicenne. Per tutti gli alunni che frequentano l'Istituto Mario Pozza, una sorpresa che è una borsa di studio dedicata come monito e motivazione per tutti gli alunni che si impegneranno in questo percorso di studio, ma non solo, di comunione con gli altri compagni, di integrazione, di rapporto, d'amicizia, e soprattutto che impareranno abilità che gli serviranno per il futuro, ma non solo. Insomma, come si legge nella targa all'ingresso della palestra, per Stefano, per sempre, uno dei nostri ragazzi.